La diversità bancaria come fattore per lo sviluppo locale, il futuro dell'altro credito, questo è il titolo dell'evento che ha riunito gli stati generali delle banche di credito cooperativo del Veneto a Verona. Il convegno promosso dalla Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo ha ribadito il ruolo fondamentale del credito cooperativo nel Veneto e di quanto la crisi degli ultimi anni ne abbia ulteriormente confermato il bisogno a prevalenza mutualistica. Un modello di banca con raccolta e impiego sul territorio, stabile ed estraneo a dinamiche speculative, l'unico modello bancario strettamente legato al territorio. Oggi è l'occasione per continuare il dialogo che abbiamo aperto dopo l'introduzione della riforma. È un momento importante per il credito cooperativo, per le nostre banche, cambia tutto e non dobbiamo cambiare ciò che sono i principi basilari del nostro movimento. Questo è un caposaldo a cui teniamo tantissimo. Oggi al centro sono le banche di credito cooperativo che andranno ai gruppi. Ricordiamoci sempre che le banche sono le proprietarie delle capogruppo. È una forma di controllo e controllate, quindi doppio ruolo che hanno. In questo caso lo guardiamo da controllanti del capogruppo e quindi guardiamo dal lato delle banche e cosa hanno fatto in Veneto in questi anni. Punto chiave della nuova riforma che ha cambiato il volto del credito cooperativo. La conservazione delle banche di credito cooperativo secondo la loro natura nel territorio di appartenenza, ma tutte insieme consolidate in uno, due o tre, come sembra, gruppi bancari di indole cooperativa di portata nazionale, due, regionale l'altro. Le attività finanziate, specie in un territorio operoso come il Veneto, restano quelle storicamente legate al credito cooperativo. Le attività sono sempre quelle tipiche delle aziende piccole e medie e direi delle microimprese e delle famiglie che trovano presso di noi un sostegno che altrove magari non troverebbero. Si torna dunque a parlare di credito in una regione che è tra le più dinamiche del paese, ma che ha vissuto di recente vicende molto complesse legate appunto alle banche. Di questo ha voluto parlare il governatore Luca Zaia. Qui siamo davanti a un bel esempio, 22 banche, 128 mila soci, una raccolta di quasi 19 miliardi di euro, un impiego di poco più di 17 miliardi. È un network che funziona, anche loro, anche queste banche hanno avuto il loro travaglio, ma oggi siamo nella parte buona, solida ovviamente del sistema bancario e io spero che si siano lasciate alle spalle le nubi e tutto quello che è accaduto in passato. La riforma ha portato a uno strumento giuridico che è unico, che è adatto alle nostre peculiarità, il fatto che le banche restino indipendenti con la propria licenza bancaria e ciascuna per il proprio territorio. In prospettiva ci auguriamo che questo possa continuare, ma sta anche a noi fare bene banca e avere un modello sano di banca per il futuro, cosa che è sempre avvenuta in questi oltre 130 anni di storia del credito cooperativo. Che cosa fondamentale poi per lo sviluppo del territorio? È fondamentale anche perché siamo le uniche banche venete con 127.000 soci veneti, 4.000 dipendenti che lavorano in Veneto, quindi una realtà importante, solida, legata al proprio territorio in modo strettissimo.